dai, andiamo che ti porto in un posto meraviglioso. Claudio, ma tu mi porti sempre in posti ci zampano e mi porti sempre in posti bellissimi. Ma tu guarda, qua troverai palle di tutti i tipi, di tutte le grandezze. Buonasera. Poi troverai tronghi, tronghetti, trongoni, alberi giganti, alberi nani. Di tutte le dimensioni. Di tutte le dimensioni, sì. Andiamo. No, è bellissimo sto Prego, baronessa Sessa, no, entra lui, entri tu, entro io, entri tu. Claudio, Ma buonasera, ma che bella, è una magia! Una magia! Io, come al solito, ho la sindrome della proprietaria dei negozi. Si sente a proprietaria. Sì, cosa stai facendo? Facciamo vedere a favore di telecamere. Guarda lei che fa ma Greta che bello, ma impariamo qualcosa. Lei fa Greta vorrei Sgarbo. provare a farlo io. Greta Sgarbo. Guarda Come va? Tutto bene. Ci sono molte richieste, signora, per questo Natale. La gente ancora c'è lo spirito natalizio. Sì, poi giro. noi cerchiamo di fare di tutto per creare il clima natalizio. Brava. Penso che ci siamo riusciti. Numero uno. Ma senti, si vendono più palle che tronchi. Tutti e due. Ti faccio vedere una cosa, vieni. Tanto dopo buon lavoro, lei è una creativa, è bellissima. Poi, signora, ripassiamo al lavoro finito. Quindi... Che mo ti domanda, è generosa lei, è generosa. No, agli uomini si domanda. Girala. Aspetta, Claudio, aspetta, sì, anche sì. Carica. No, sentite questo suono. No, la magia del Natale, Claudio, Sì, quando eri la magia. piccolo. Ma guarda che bello. No, guarda, che meraviglia, Ginevra. guarda. È stupendo, è stupendo. No, ma ti porti in Ma un po'. dimmi che cosa mi regaleresti di questo? Ecco qua. Che Sei cosa generoso, Ma no, ma sei generoso, tu, sei amore, generoso. Scegli tu, cosa Io vuoi? quell'albero tutto quanto addobbato allora, già. te lo Con metti le sulla luci schiena e te lo tutto. porti a casa da sola. Non è che si scivola in mezzo a questa neve? M'ammazzo. Guarda, sotto allora, la pigna. Tu Una fai il pignetta, presepe. Una pignetta. Fai il presepe vivente che sciogli tutto. E tu che fai fai? il presepe vivente, tu fai il bue. E tu fai l'asinello. Sì. Ciao. Vieni qua. Vanno tutti di fretta. Liberatemi di sta pazza. La bambina è scioccata. Non ci possiamo- Claudio, sei famoso, tutti ti salutano. Ma no, cioè, io sono proprio. ti tiro una pigna in destra. Gesù. Va bene, andiamo Guarda, via. questo Babbo Natale è in Ho vendita. fatto una foto con lui. È in vendita, Claudio. Ti piace, Ci no? starebbe bene a casa mia, anche perché non ci sono uomini in casa. Buon lavoro. Ma vediamo a che punto è. Vedi. Ma che guarda, sciccheria. Scusate, io mi piccolo è il metto gra- versione striscia mi attendo. No. Vi salutiamo, Ci vediamo tra com'è? poco, andiamo in una serata fashion. Andiamo Ginetti, faccio conoscere un personaggio. Ma come stai, amico mio? Come stai? Come stai? Bene, benissimo. Ma Stavi ballando. Sì, perché sentendo la musica, attraverso i suoni, io la interpreto poi con... La mimica facciale. sì, pure, ma anche i movimenti fisici. Ma perché sei stato un ballerino? No, spontaneo. Io sono un raccoglitore di erbe officinali e di erbe Officinali. anche aromatiche per distribuirle in questa nobile città con grande orgoglio e stima dei popoli interi. lui è una persona meravigliosa. No, ma tu sei troppo. No, sono un po' Ma tu sei timida, troppo bravo. sono molto timida. Buon Natale. Altrettanto poi alla vostra redazione tecnica di questa nobile trasmissione. Antonietta Cozza. Oh mio Dio. Buonasera. Che sta?
Ma io sto bene, voi come state? Noi stiamo benissimo, guarda, stiamo facendo 2 passi in questa città prenatalizia. Tu che stai facendo? Cosa sono fai? andata al cinema, sono andata a vedere Frozen. Ma stupendo, Ma che bellissimo. freddo. Avvocato, lei come sta? Benissimo. La trovo bellissima. Ma proprio Le è piaciuto bella. il film? Ma ha fatto. No, il film è stato bellissimo, guarda, la principessa. è tipico, noi donne scegliamo il film e i maschi non gradiscono mai. Sono stato ospite per lui, abbiamo presentato un libro bellissimo. Nero di seppia di Gregorio E noi Corigliano. lo salutiamo, il grande Gregorio. Un bacio, Gregorio. Grandissimo Gregorio, Nero di baci. seppia è bellissimo. Poi un apprezzatore. Diciamo il sottotitolo: Taccuini di un giornalista seduto in riva al mare. Salutiamo tutti della Pellegrini. Sono fidanzati. Siete fidanzati? Da quanto tempo? Da Ti quanto vedo tempo? titubante. Da 2 anni, 2 Molto anni. titubante. Ma ha detto ni, come? No, sì, non ni. Sono fidanzati. E lui, scusa che faccio sempre la stessa domanda io. È generoso, lui è un generoso. È un generosissimo. Ma tu sei bellissima, però tu sei troppo alta. Lo so, me lo dicono tutti, che puoi fare? Per Natale regalate libri. Cultura. Per Natale solo libri. Non sempre completini intimi come fa Claudio. Disturbiamo. Scusa. Dipende, No, noi no, mai. Ma sei troppo alto. No, per me va bene, per me va benissimo. Lei subito si adatta. Per me va bene, guarda, Senti, scusa, tu facciamo una sei un prova, uomo di eh? cultura, immagino, no? Ovviamente, però la cultura è molto ampia, quindi dipende da che tipo di No, cultura. dico, i libri ti piacciono, no? Lei- Dipende, sì, Non dipende dai stringere, libri. sta stringendo. Fammi ne approfittare. Ed è veramente un gioiello questo. Puoi scartare. È un gioiello. Ma lo posso aprire Sì, subito? Sì, No, lo aspetta. devi aprire subito. lo devi aprire subito No, perché Non è un pacco bomba, no? No, non è un No, bacco posso- bomba, non è mi un bacco, preoccupo. è un bacco gioiello. Chi devo ringraziare? A entrambi. a me. Posso ringraziare lei o me. Ma a me. figurati. A seconda chi vuoi Ma ringraziare, figurati. poi si capisce. Ringrazia lei, però. Senti, Io vorrei ringraziare lei, ma aspetta, fammi un attimo. e guarda che si capisce molto da come un uomo apre un pacco. Sì. Ecco qua. Aspetta, muori cornuto. Muori cornuto. Augurio! Ma- Non è no, a me. Ma lo facciamo vedere, Muori Oddio. cornuto. Questo libro comunque è bellissimo, è stato scritto da Arcangelo Badolato, Ma vorrei- grande giornalista, e da un grande attore che è Peppino Mazzotta. Bisogna saperle portare. Tu come Comunque sono queste- di moda, vanno di moda. Guarda, mi trovi spiazzato. L'uomo cornuto nelle donne ispira tenerezza e anche negli uomini. Non ci Io credere sono alle... singolo, guarda. Ma non è Quindi- davvero una grazia il di libro Dio è questa tuo. Claudio Lo che è posso leggere single. e vedere poi nel caso come Vabbè, prevenire. tu leggilo Ma- intanto. bravo, tu leggilo, però perché- mi raccomando, non credere alle donne. E neanche agli uomini come Claudio. Ma questo l'ho imparato. Solo ad una Bravo. donna. A chi? Alla mamma. Ah, quello è vero. Sì. Per tutte è così. Non abbiamo chiesto una domanda principale, come ti chiami? Perché Arnaldo. E poi la seconda domanda che io faccio a tutti i nostri telespettatori, a tutti quelli che incontriamo per strada è, che è fondamentale la risposta. Ma tu sei generoso. Esatto, sei generoso? Molto generoso, generosissimo. Ma convinto? Vabbè, l'hai conquistata, Ma l'hai convinto? conquistata. Ma convinto? È stato un piacere, Grazie. vi ringrazio. Grazie. Eccolo qua. Fermati, bloccati. Buonasera. Eccolo qua, chi non lo conosce a lui. Beato te. Beato me, beato. Ma come stai? Bene, Claudio, tu? Bene. Lui è un pioniere. Porta bene. È molto sanremaese questa cosa qua, guarda. Molto come l'hai subito Hai visto la riciclato? regina? Buonasera Fabio, bene, La grazie. regina è arrivata. Ma che ne so? 1,81 scalza. La chiamo la signora Mondescuro. Per Sì, quanto è- come l'antenna. La signora Pollino. Senti, tu Claudio, dimmi. sei un personaggio, un giornalista, un pioniere della televisione, devo dire, o no? Sì. Da quanti anni hai iniziato la televisione? Saranno 30 anni, Claudio, quasi 30, tra radio e televisione 30, diciamo, ecco, comunque il tempo vola. Avete studiato un programma simpaticissimo, perché Grazie. è bello, poi vedi la spontaneità è la cosa Bravo. più bella, non Soprattutto preparate niente, niente e questo si vede. vi devo dare atto. Un bacione, ciao, ciao bella, ciao.
In bocca al lupo, anzi, un al lupo al lupo. Non al lupo al lupo, viva al lupo al lupo! Ciao ragazzi. Guardi, intanto questa pelliccia era mia perché l'ho misurata ieri. Ah sì? È bellissima. Beh, quindi la deve comprare a questo punto. Sicuramente, penso di sì. Il mio marito non è d'accordo col colore, ma a me mi piace Vabbè, tantissimo. col colore si può. Con Fortunato L'importante ci è che è d'accordo conosciamo col da prezzo. anni, quindi un consiglio mio. Ok, va bene. Sicuramente. Secondo me Vediamo. è indovinatissima. Bella. È bellissima. Bella. Il dottore è commercialista, io e lui ci conosciamo da una vita. È vero, ma Claudio è sempre stato un fautore delle cose belle a Cosenza e lui Carino. una cosa bella di Cosenza. Io non ho il piacere di conoscere. Piacere, molto lieta, Ginevra. Che mo ti fa una domanda, fagli la domanda. Quella domanda. Quella domanda. Deve stare molto attenta anche la moglie, però lei è un generoso, Assolutamente sì. Stiamo facendo lo shooting. Stiamo facendo uno shooting. Shooting, sapete cosa significa? Cosa significa, Claudio? Lo scioglimento dei muscoli. Veramente? Sì, si ammosciano tutti i Se muscoli. non ti conviene fare il shooting. Siamo Con me non lo imbelli- puoi fare lo shooting. Ma sei di una bellezza e sei di un sexy unico. Comunque bene. adesso facciamo una camminata e sfiliamo per Guarda, è questa qui. azienda. Comunque è pieno di belle donne, sono un po' invidiosa. Andiamo a vedere. Però Claudio non belle come me. No, assolutamente, No, tu andiamo. sei insuperato. Madonna, che caldo, sto sbambando il co. Lei è una Ma come donna, stai Sofia Vettere? una donna chic di Cosenza, Sofia. Guarda, c'è il fiore. Stiamo facendo i provini per Sanremo Giovani. Giovani. Vedi che c'ho il fiore qua. Devi cantare una. Devi Dai, cantare. canta un attimo. Una Dai. donna di teatro come lei non canta ma recita nella vita. Posso fare i complimenti per questo rendezvous di Ginevra in trasmissione? Rimani sempre un uomo di grandissimo gusto. Ma grazie. Donna Una Maria, una battuta. battuta, una professionista, amica. Ma no. No, Maria, ma sei elegantissima con questa pelliccia. Grazie. Ma guarda. No, troppo Vieni Sofia, vieni. Per la prima volta Grazie. rischi di adombrare Ginevra. No, ma mai No, sia. Non mai ti sia, ma permettere. figura. La dentista più brava di Cosenza, adesso non puoi dire che Ma non quale vengo. di Cosenza della Calabria, Perché voglio dire. certo. Delle due Sicilie. Ecco qua, delle due Sicilie, certo. Come va? Dove vai a Capodanno? A Capodanno? Sei con me, con me. Se vieni è un regalo bellissimo. Siete belli. Guarda, c'è una Grazie. con la stessa No, pelliccia mia. no, Sta è- molto meglio a me. Ma molto meglio molto a me. meglio. Guarda Non questi ragazzi, inquadrare, non voi, inquadrare. voi acconciate. Acconciato Tiralo truccato. fuori. Acconciato. A Buona lui, tiralo acconciatura. fuori. Il ragazzo devi Ma tirare tiralo fuori che ti Il devo tirare. ragazzo. Questa. Ma Questa, quindi ma meglio lei la la vedi verde? com'è particolarissima. Ma guarda, ti dirò, io le prenderei tutte e due. No, tu esagerata. Sono così nell'imbarazzo. No, è bello, sono stupendi, però vedendo te, t'ho inquadrato, siccome sei una Abbastanza, creativa, sono sei più una- figa io. questo fanno senza ombra tanto, di dubbio. Vedo questo. inquadra a noi, che tanto loro hanno già parlato. Faccio un'inquadratura sexy, Primo piano Francia. proprio. Faccio Ma è no, troppo primo piano. piano. Facci un'inquadratura totale perché noi siamo fisici, abbiamo una fisicità. No, Angelo, vai bene, a me troppo alti non piacciono. Mamma, che inquadratura che ci ha fatto. Sai che patata Angela e non mi dice, ma stupendo. Ma tu subito da capo proprietario No, per... stavamo facendo È un'inquadratura generoso, è generoso sei lui. generoso? Come siete fighi tutti e due, No, come guarda, siete una cosa grazie. impressionante. Ma Siamo noi dobbiamo fare una domanda che fighissime. facciamo a tutti. E la domanda leitmotiv di questo imbucato 3. Sei generoso, Angelo? Di la verità, però. A tratti. Nei sentimenti sei generoso. A tratti Molto. anche nei sentimenti, dipende No, sempre. io lo conosco. È un generoso Sì. perché Angelo Sì. ha un carattere particolare, infatti ci scontriamo spesso. Però ci io amiamo, voglio. dico, Claudio. Ci amiamo intensamente. Stai sudando, Claudio. Il ti vuoi pelo è spogliare? Mettiti in caldissimo mezzo. questo pelo. Ma come ca- stai, mammina? Bene, benissimo. La bambina sta bene. Bene, cresce benissimo. Ah, sai che hanno avuto una bambina? Sì, 2, 3, 4. certo. 13 mesi, una bimba luce.
Luce, ma che bello, ma che bello. Tu lavori sempre? Sempre, mattina al mio lavoro, poi torno a casa, la bimba, poi vengo qui, poi vado in studio. Lei è avvocato? Sì, poi torno di nuovo a casa, ricucino, faccio i piatti. E come fai a conservare questa freschezza, questa bellezza, questa eleganza, questa raffinatezza? Aggiungi un altro ezza. Questa dolcezza. Esatto. Blu, direi che blu, Blu. No, però è troppo sobria blu per te. Non sei una donna in blu. Ah, Ma delle come ragazze va? super Lei fashion di Cosenza. Ma guarda. Lei è alta quasi come me, quindi non la riprendere. I maschi della situazione? Sono fuori, ci stanno aspettando. Troppo pelo li inibisce forse, ma noi non... Ho paura di entrare, non so perché. Ma chissà perché. Guarda il bambino che carino che è. Vieni qua, zio, vieni. Vieni, guarda, ti metto sotto il mio mando. Eccolo qua, eccolo qua. I traumi della vita. Ma che Se- carino che è. Ma bellissimo questo bambino. Vieni qua da zio. È fuiuto. Questa atmosfera natalizia vi rende ancora più belle. C'è il trucco. C'è il trucco. C'è sempre il trucco. No, però devo dire siete due bellissime donne anche senza trucco. Scusa, mi deve fare la foto. Scusa, mi deve fare la fotografia. No, stai pure, non ti. Grazie, è venuto. Oh, ciao. Bene, Siamo grazie, insieme tutto ad una grande donna. Come stai? Bene, stanca? Stanca. Molto stanca, sì. Tu Io invece sei bello fresco. Noi siamo Ma sempre fresco no, che sono trionfanti, caldissimo. sì. Noi portiamo bene, devi sapere. È vero, Claudio. Come va? Tu spiega cosa hai fatto. Allora, Sì. io ho aperto uno studio medico oncologico gratuito, però non ci crede nessuno che è gratuito, come dobbiamo fare? Mangia questo messaggio di Sì, è dov'è, Gratuito, dove si trova su Corso Telesio, vicino alla piazza detta dei Pesci, Sì. ed è uno studio oncologico multidisciplinare, quindi con 12 specialisti, 12 specialistiche, ed è uno studio gratuito per chi chiaramente Ha necessità. e chi ha un reddito Basso. diciamo non supera i 10.000 euro. Non È superiore a 10.000 gratuito, euro. È cioè gratuito, e veramente non abbiamo tessere, non abbiamo niente, cioè la gente pensa davvero di venire là a fare sottoscrivere una tessera? No. Entra, basta avere il reddito inferiore o pari a 10.000 euro e ha tutte le visite gratuite. Tra l'altro, 12 specializzazioni 12 ci specialisti che abbiamo i medici tra le eccellenze che sono. È vero, abbiamo in è vero, Calabria. ci sono dei nomi ma eccellenti. ripetiamo veramente. l'indirizzo. Corso Telesio 142. E siete aperti? Siamo aperti il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 19. Stiamo promuovendo la cultura della prevenzione, non è per i malati oncologici, è per la cultura della prevenzione. Diciamolo perché è importante, perché la prevenzione salva la vita, è fondamentale, è il primo mezzo che abbiamo per salvarci la vita. Io sono una testimonianza. Quindi non è necessario essere malati per andare all'Oncomed, No, anzi bisogna essere sani e fare prevenzione. Grazie, Perfetto, ti grazie. aspettiamo. Ma sta già riprendendo? Stai riprendendo? Sta riprendendo, vai. Facciamo Cin! al Cin! pelo. Al pelo. Ci sono le vostre bellissime donne che aspettano un regalo da voi. Davvero, quello è l'importante. Quindi Claudio sono dei generosi. No, perché ti spiego, cioè, io e Claudio abbiamo una nostra filosofia. Il generoso, se lo è Ce l'ha sulle lei la pellicce. filosofia. No, è giusto. L'ha inventata lei la Lo è filosofia. su tutto, lo è sentimentalmente. E Lo è. O ci sei. Lo siamo. Ma sei una star tu. Come Ma sono? sei una star. Ma hai visto come sono Sì. Marilyn? Ah. I wanna to In arte Maria, Teresa. Andiamo. Ma è stupendo. Mi raccomando. Le girl, trattatecele bene. Assolutamente. Oh, un'eccellenza della nostra terra. Un'eccellenza. Ma presente. È un'eccellenza, Carlo Zanolini. Musica si sente? No, non si sente. No, c'è non si...
No, andiamo di là. Ma in che lingua ti devo parlare? Come papà o come mamma? Ti vorrei far vedere una cosa che tu non hai notato, siamo in Italia. Ma è vero! Ma è stupendo, ma come sei Come sono brava! perspicace. Ma è troppo intelligente. Sono tornato ieri da Verona, dove sono andato a fare un corso Bello queste di trasferte risonanza che magnetica fate voi medici. dai veneti che sai che ci vogliono tanto bene, no? Claudia è un'amica, è una persona che io conosco anzi lui mi conosce da quando io ero proprio bambino. E Perché qui la famiglia Claudio, Ma con questo cosa vuoi? Io ho 100 anni, no? Comunque complimenti Carlo per tutto quello che fai. Grazie. Sei Grazie un a voi. grande e sei anche un uomo professionista. spiritoso. Ecco per qua, forza, mo ci fa la domanda peccato a che Clu. tu non hai conosciuto mio padre, avresti capito perché sono Il spiritoso. papà milanese. Mio padre è milanese, mia madre è di Bari. Ah, cioè è un noi- innesto. sì, lui, un quegli innesto. innesti ben E riusciti. poi devo dire una cosa, non è vero, che un'altra delle mie fortune è avere una moglie come quella che ho io, che tu conosci benissimo. Già una fortuna avere una moglie, figuriamoci come ce l'ha lui. Abbiamo un gruppo chiamato come? Un trio anche. Toxicity Trio. Come? Toxicity Trio. Tossici. Allora potete prendere alla Vercillo. Ma no, ma perché dici Ma queste cose? scusami Ginevra, dove sei? come Mettiti mai? qua. La voce è troppo da fumatore, cioè. No, la voce da bronchite acuta. Tu suoni la batteria. Sì, sì, che sto sempre dietro le quinte. Ma da quando? Faccio sentire, non mi faccio vedere, ma mi faccio sentire. Bravo Hai visto come Claudio! sono bravo? Claudio! Sì. Ecco qua. Si Come ti vede chiami? che Claudio Greco Ah. ha orecchio. In tutti i sensi. Ha orecchio. Tu devi fare cinema, l'attore. Lui lo intervisto io, ma se figurati, permetti, lo intervisto Vai, io. Gin, Vado già. vai. Tu suoni? Sassofono? Da quanto tempo? Da 20 anni ormai. Oddio, hai cominciato a 5? No, a 9 anni. Sei un po' pallidino, Sebastiano. Questa luce comunque che frega un po'. Anche io, quindi. No, che... ma ha un look bellissimo, invece Sì, lui è sta un po' bene di così. Landau, vero? Bravo. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. E sei fidanzato? Sono sposato con prole. Su, ciao. Ecco, se ne va subito. Finiamola qua.